Nasce nell'Africa e poi dopo ha avuto un grande sviluppo anche nell'America Latina. Come potrete vedere assomiglia appunto allo xilofono, che è lo strumento padre appunto della marimba. In particolare marimba in Bantu significa proprio etimologicamente many ringing bars, quindi tanti tasti che suonano marimba. È uno strumento non piccolo perché appunto ha un'estensione molto grande, vedete che i tasti più si va verso il basso più si assottigliano ma anche si allungano e ogni tasto ha al di sotto delle canne che fungono da risuonatori e la differenza tra questo strumento e il vibrafono è che questo ha dei tasti di legno, quindi per sua natura ha un suono che è più corto, però grazie alla capacità degli artigiani che costruiscono questi strumenti, grazie alla fattezza appunto delle canne, si riescono a ottenere dei suoni caldi, lunghi, morbidi, appunto che richiamano anche suoni esotici, non solo orientali ma anche africani, afrolatini, queste famiglie, ecco, diciamo. E poi parte Eccoci allora davanti al vibrafono. Alcune differenze sono evidentissime, altri materiali, un'altra dimensione. Le differenze strutturali dalla marimba a questo strumento sono ovviamente di costruzione. Vedete che i tasti sono di metallo. Questo consente al tasto di vibrare e di avere appunto un sustain, diciamo un sostegno molto più lungo. Che cosa consente inoltre di prolungare il suono? L'uso del pedale. Infatti Tommaso adesso azionerà il pedale, vedete che questa striscia, che è questa striscia di feltro, funge da sordina. Così. Nel momento in cui si abbassa la sordina, i tasti possono risuonare più a lungo, mentre quando viene alzata si blocca il suono. Inoltre il vibrafono ha la possibilità di azionare un effetto speciale, diciamo, che richiede però un supporto elettrico. Specifichiamo, è uno strumento analogico, quindi è uno strumento assolutamente acustico, potremmo definirlo, quindi suona anche senza elettricità. Questo effetto è il cosiddetto effetto di motorino e vedete che queste piccole eliche che danno un effetto wah wah al suono, chiudendo e aprendo le canne. C'è anche da dire che appunto si può regolare la velocità. Siamo arrivati alla fine allo xilofono, che abbiamo un po' trascurato perché così derubricato a strumento d'infanzia, giocattolino. Non è così, nel senso che è uno strumento con la sua dignità e soprattutto è uno di quegli strumenti da cui forse si parte, no? Quindi ha una utilità. Diciamo che proprio è lo strumento dei bambini, no? All'inizio. Non per questo è uno strumento facile, anzi lo xilofono ha un timbro molto squillante, ha un timbro molto secco, diciamo che l'errore si sente molto nettamente, quindi bisogna stare molto attenti quando si suona lo xilofono, oppure il suo fratellino che è il glockenspiel, che è uno strumento di metallo come lo xilofono, sempre molto acuto.